Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Accelerare i vaccini, e questo è l'obiettivo della Regione, vincendo le resistenze e le perplessità degli over 60, fascia d'età in cui le prenotazioni sono poco sopra il 60%. Adesioni basse anche tra alcune categorie dei sanitari, in particolare gli OS e le ostetriche. Vediamo tutti i numeri e i dati nel prossimo servizio. La Regione viaggia a una media di 70.000 vaccini a settimana, ma potrebbe anche sostenere un carico maggiore. A pesare su questo deficit è il flop della campagna sugli over 60. Su una platea di oltre 150.000 persone ha aderito, prenotandosi, solamente il 64%, una percentuale questa di 10 punti inferiore rispetto agli over 70 e over 80, una popolazione che, invece, ha recepito bene l'appello alle vaccinazioni da parte delle istituzioni, anche grazie ai numerosi punti vaccinali allestiti nei diversi centri diffusi sul territorio della regione, da Sacile a Gemona. Questo è un problema strutturale che il Friuli Venezia Giulia ha, c'è una diffidenza nei confronti della vaccinazione, è avvenuto in passato, sta avvenendo anche adesso, quindi è chiaro che noi abbiamo organizzato una potenza di fuoco di vaccinazione che supera le 10.000 unità giornaliere, rispettando quella che era l'obiettivo della gestione commissariale. Stiamo assistendo ad un'adesione che ci consente di avere dei buchi in agenda. Preoccupa anche la scarsa adesione di alcune professioni sanitarie, tra cui quella degli OS e delle ostetriche. Se il rallentamento delle prenotazioni fosse confermato, il Friuli Venezia Giulia raggiungerebbe l'immunità di gregge solo a ottobre e non ad agosto, come è nelle intenzioni del governo. Su 571.000 dosi consegnate sono infatti finora 477.000 quelle inoculate, ovvero l'83%, una percentuale leggermente inferiore alla media nazionale, 86%, ma voluta, a detta della Regione, per consentire un richiamo certo della seconda dose a fronte di una fornitura dei vaccini ancora incerta. Così, anche per AstraZeneca, il vicepresidente Riccardi afferma che non esistono dosi inutilizzate rimaste nel congelatore, come avviene in Sicilia o in Basilicata. All'indomani dell'ottimo lavoro congiunto governo-regioni per tornare a consentire in condizioni di sicurezza le visite nelle residenze sanitarie per anziani, riconosciuto pubblicamente dal ministro Roberto Speranza, dispiace leggere dichiarazioni del consulente del ministro della Salute Sandra Zampa, che accusa le regioni di non aver lavorato in questi mesi per riaprire le RSA. A dirlo il presidente della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga. Come è noto, il sistema previsto dal rischio epidemiologico e i conseguenti provvedimenti del governo delle regioni, spiega Fedriga, hanno in un'ottica di prevenzione fortemente limitato l'accesso alle strutture. Di fatto non era possibile far visite ai pazienti dell'RSA se non in pochissime eccezioni. È stato grazie ai passi avanti compiuti al piano vaccinale, con la raggiunta copertura del 100% degli ospiti e degli operatori dell'RSA e la progressiva copertura della popolazione, che ci auguriamo possa ulteriormente accelerare nelle prossime settimane, che è stato possibile lavorare a un protocollo di riapertura nelle visite dell'RSA con regole cogenti ed omogenee per tutto il territorio nazionale. Un protocollo, sottolinea Fedriga, che ha avuto il contributo di tutte le regioni senza distinzioni né geografiche né politica. Un lavoro confluito nell'ordinanza di ieri e raggiunto proprio grazie a una forte collaborazione a livello tecnico fra le regioni, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero. Personalmente, dice Fedriga, sono davvero soddisfatto del lavoro portato avanti con il Ministro della Salute e resto convinto che la collaborazione istituzionale tracci una strada obbligata ed efficace che va percorsa, evitando sempre di lasciarsi andare inutili polemiche. E vediamo i dati dei contagi di ieri nella nostra regione. Su 4.916 tamponi molecolari sono stati rilevati 68 nuove positività, con una percentuale dell'1,38%. Sono inoltre 2.847 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 22 casi. I decessi registrati sono 6, ai quali se ne aggiungono 2 pregressi, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 21 e si riducono anche quelli negli altri reparti, che risultano essere 157. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.017 persone.
Siamo alle notizie di cronaca. Nel pomeriggio di ieri in via Cividale a Udine i carabinieri della stazione di Udine Est hanno rintracciato un giovane cittadino straniero, 22enne pakistano, senza documenti, in buone condizioni di salute e regolare sul territorio nazionale. È stato accolto all'interno degli spazi dell'ex caserma Cavarzerani in un'area di accoglienza dedicata in attesa del triage sanitario della quarantena fiduciaria. E nella serata di venerdì a Fagagna un dipendente dell'ente pubblico Comunità Culinaria del Friuli con sede a Colloredo di Monte Albano ha denunciato i carabinieri della locale stazione nell'arco di tempo compreso tra il 2019 e marzo 2021, senza evidenti segni di effrazione. Malviventi sono introdotti nei due immobili di proprietà dell'ente. I due immobili finiti nel mirino si trovano a Fagagna, a San Daniele del Friuli, rubando dal primo stabile 4 estintori, dal secondo 2 paranchi e una canna fumaria in acciaio. Indagano sul caso militari dell'Arma della stazione di Fagagna. Mostra finti bonifici per centinaia di euro, ottiene l'affitto e occupa poi l'alloggio. A finire nel mirino del truffatore un uomo di 40 anni che risiede in un paese alle porte del capoluogo friulano. Ha esibito a titolo di caparra alcune copie di bonifici bancari di rimporto di 900 euro, bonifici che in realtà non aveva mai effettuato. Lo ha fatto per ottenere in affitto un immobile e poi di fatto occupato abusivamente dal truffatore. A finire nel mirino del malvivente un uomo di 40 anni residente nell'Interland udinese. Rimasto solo dopo il ricovero della moglie, un pensionato è stato soccorso per un malore. È successo questa notte in un'abitazione di Viale Miramare a Trieste, dove il pensionato è stato soccorso perché colpito da un ictus. A lanciare l'allarme nella tarda serata di ieri, i parenti preoccupati perché non rispondeva al telefono. L'uomo in quel momento era solo in casa perché la moglie era stata ricoverata in ospedale nella mattinata. È immediato l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Barcola che hanno fatto intervenire sul posto un'autoscala dei Vigili del Fuoco di Trieste per raggiungere il terzo piano dell'appartamento. Una volta entrati hanno trovato l'uomo riverso a terra, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Confartigianato Udine dona 50 camici da lavoro all'Isis Mattei di Latisana, saranno utilizzati dagli allievi del progetto Nautomatica per il settore della nautica da diporto. Una donazione di 50 camici da lavoro, così Confartigianato Imprese Udine e in particolare la sezione della Bassa hanno voluto ringraziare l'Istituto Scolastico Mattei di Latisana per quanto sta facendo in termini di formazione tecnica, con particolare attenzione al settore della nautica da diporto. Questa è un'eccellenza del territorio e queste donazioni di materiali o di attrezzature non sono che un segno di riconoscimento per la grande opera che questi istituti stanno facendo. Quindi sia sotto il profilo della formazione professionale di questi ragazzi che noi ci auguriamo diventino poi anche imprenditori artigiani, ma anche per quello che fanno per la formazione sia sociale e civile di questi allievi. I camici sono stati destinati agli studenti delle classi quarte e quinte coinvolti in Nautomatica, progetto curricolare che ha lo scopo di introdurre i ragazzi agli impianti delle imbarcazioni e fornirgli così un pacchetto di competenze spendibili sul mercato del lavoro nell'ambito delle tante imprese attive nel settore della nautica da diporto. La consistenza del settore della nautica da diporto nella provincia di Udine la esprimiamo in numeri: 250 imprese iscritte a Confartigianato Udine mostra già un bel numero. Lo sommiamo a un indotto moltiplicativo per 3, quindi ogni persona ne vale 3 nell'indotto esterno per la fornitura di materiali, quindi possiamo dire che è un indotto molto importante. Assaggio di stagione estiva per Lignano Sabbiadoro, il merito è tutto delle belle giornate di sole e delle temperature in salita, un mix perfetto che ha fatto arrivare nella località molti turisti e soprattutto pendolari. Stabilimenti balneari in allestimento, ma sulla spiaggia di Lignano Sabbiadoro va in scena la prima prova d'estate. Gli 8 chilometri di costa lignanese, così come le vie del centro, gremite di gente, munite di mascherina, tante le persone che passeggiano in riva al mare o in centro, e alcune si sono organizzate stendendo il proprio asciugamano sulla sabbia o giocando a racchettoni. Il merito è tutto delle belle giornate di sole, delle temperature in salita, un mix perfetto che ha fatto arrivare nella località molti turisti nel weekend, soprattutto pendolari.
pendolari friulani, veneti, ma si vedono anche i primi stranieri, in particolare austriaci. Per tutta la giornata trascorsa la passeggiata sul lungomare le vede il centro e la prima tintarella stagionale. Gli stabilimenti apriranno ufficialmente dal 15 maggio in base a quanto previsto dal DPCM governativo. La spiaggia è stata allestita con uno spazio di circa 16 metri quadrati per ogni ombrellone. Al momento sia a Pineta che a Riviera si lavora in regime di elioterapia con il servizio salvataggio operativo nel weekend per una spiaggia covid-free dove sono stati piantati 10.000 ombrelloni. Siamo allo sport, l'Udinese raggiunge quota 40 punti ma deve aspettare il risultato di Cagliari-Benevento per sapere se basta per la salvezza matematica. Allora sentiamo il tecnico Gotti. Il primo tempo è stato un primo tempo di grande personalità. Non avevo la sensazione che stessimo concedendo tantissimo. Facciamo un piccolo inciso. Al 10° minuto del secondo tempo il Bologna Schouten viene graziato sul secondo cartellino. Poi però riusciamo di nuovo a farci gol da soli. Poi questo rigore che allunga in maniera paradossale questa striscia che stiamo subendo da un lato e che ci infliggiamo dall'altro. Però devo dare soddisfazione ai ragazzi per il fatto che il percorso comunque è un percorso che ci ha portato fuori dai problemi abbastanza presto. Al di là della cifra numerica, che comunque è rassicurante dal punto di vista della permanenza in Serie A, anche per il modo in cui questa squadra ha condotto il campionato. Insomma, l'ha fatto a tratti con grande personalità, a mio giudizio con poca assistenza della fortuna, però insomma siamo qua. 19° posto per Alessandro De Marchi, la prima tappa del Giro d'Italia. A Torino nella cronometro individuale ha vinto Filippo Ganna, prima maglia rosa del 104° giro. Il rosso di Bui è stato il migliore dei friulani con un distacco di 30 secondi dalla vetta. Siamo in chiusura, l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Buona giornata.